Qui all'ospedale dell'Angelo di Mestre è uno degli ospedali che ha dato più sanzioni, siamo già arrivati ad una cinquantina di multe date alle persone che fumavano, sanitari e anche persone del pubblico. In ospedale e nella sua area non si fuma, lo dice una legge che l'Ulstre Serenissima ha preso sul serio, assumendo una sfida difficile, visto che il fumo è una dipendenza che possono avere degenti, familiari in visita e anche medici e infermieri. Ed è una questione che è stata scelta anche come tema per l'evento organizzato all'ospedale dell'Angelo in occasione della giornata mondiale senza tabacco. Il chiuso non fuma più nessuno, il divieto di fumare per esempio nei ristoranti è stato un clamoroso successo in Italia, la famosa legge Circa del 2003. Invece siamo ancora in una situazione di difficile applicazione nei spazi aperti. Fumare all'aperto si pensa che non faccia male a nessuno, invece può far male, soprattutto in un contesto ospedaliero, e si può anche imparare a non fumare vicino agli altri. All'ingresso dell'ospedale poi era possibile misurare gratuitamente i propri livelli di fumatore e ricevere suggerimenti sui percorsi offerti dall'azienda sanitaria per smettere di fumare. Alla giornata hanno partecipato anche gli alunni della scuola media di Quarto d'Altino che hanno presentato le proprie ricerche sul fumo, dati, motivazioni, rischi e vie di uscita. Abbiamo sicuramente bisogno dei giovani, in particolare appunto degli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori, affinché si possa, come dire, far passare un messaggio importante, quale è quello appunto di smettere di fumare. Non è facile, ci stiamo provando da tanto tempo con iniziative, con varie modalità, incontri eccetera, però dobbiamo fare ancora molto. E quest'anno abbiamo voluto proprio coinvolgere i giovani delle scuole. È un'iniziativa molto importante soprattutto perché mette in contatto le giovani generazioni con un mondo al quale non sono spesso abituati, li mette in contatto da protagonisti, facendo anche loro comprendere che magari tra 30 anni saranno loro dall'altra parte del tavolo e quindi è importante che assumano la consapevolezza e possano diventare dei testimoni per se stessi e anche per gli altri di uno stile di vita più sano.